via, via! 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 Va bene, ti dicevo, no, non dovrebbero essere quelle tende lì. Adesso faccio con la vecchia. Mancano 24 minuti abbondanti alla prima edizione della GR di Popolare Network, ma ci sono notizie urgenti che non possono aspettare la prima edizione della GR. Sì, c'è stata una forte scossa di terremoto, l'epicentro vicino all'Aquila, in particolare a Paganica, quella è la zona più colpita, ma è una scossa che si è sentita nettamente in tutta l'Italia centrale, dal Tirreno all'Adriatico. Noi ci collochiamo subito. Lunedì 6 aprile, ore 3:32. La terra trema. La scossa principale di 5,8 gradi della scala Richter. L'epicentro viene individuato a una decina di chilometri dall'Aquila. Il sisma è stato avvertito in tutto il centro-sud d'Italia, dalla Romagna a Napoli. Morti, dispersi, feriti e almeno 70.000 sfollati, intere famiglie costrette ad allontanarsi dalle proprie abitazioni. Una prima stima parla di 10-15.000 edifici danneggiati, con pesanti lesioni al patrimonio storico e artistico della regione. Distrutti tanti piccoli centri, oltre al capoluogo che pare colpito da un bombardamento. Onna, paesino a pochi chilometri dall'Aquila, non esiste più. Ma in poche ore tutta l'Italia si mobilita. Parte la macchina dei soccorsi e il Veneto è in prima linea. La protezione civile e i contingenti militari si mettono in movimento. A Treviso i primi a partire sono i vigili del fuoco. Una ventina di uomini e poi alcuni mezzi per il recupero delle persone sotto le macerie. Questa che si sta preparando in questo momento è la seconda sezione operativa, la prima è già partita alcune ore fa. Tutti quanti qua, quella che va via, Un canale 64 locale e 4 regionale. Quindi l'appuntamento fino a prova contraria è all'Aquila, al comando dell'Aquila centrale. Siamo nella prima fase dei soccorsi e quindi le prime operazioni sono proprio quelle nel mentre che si preparano i dispositivi anche di carattere logistico proprio del soccorso alle persone che sono ancora sotto le macerie. Anche la protezione civile accende i motori. 400 volontari, una trentina di mezzi. Da Treviso parte subito un primo scaglione di 20 persone destinato a crescere nelle ore successive. L'aiuto principale è la logistica, infatti qui abbiamo visto, abbiamo le tende, vanno giù circa 11 tende, abbiamo 4 grosse tende gonfiabili che possono ospitare più di 40 persone, abbiamo la cucina mobile, l'ufficio mobile e i servizi igienici mobili. Sono circa le 20 le persone che vanno giù in prima battuta e ritrovo L3,5 a Rovigo presso la centrale operativa della protezione civile di Rovigo, dove si trovano tutte le protezioni civili delle 7 province venete. Mandalo anche in regione, mandamelo un toto di carta perché sennò... Sì, ma tu adesso quanto ti fermi? Io mi fermo finché parte Treviso. Al Veneto viene assegnata la zona operativa di Rocca di Mezzo, a 28 km dal capoluogo. La nostra regione dovrà allestire servizi, cucine, tende e soprattutto presidi medici avanzati.
Un'altra colonna veneta parte il giorno dopo mentre l'Università di Padova mette a disposizione i propri tecnici strutturalisti. Ieri è partita la prima autocolonna, ieri mattina i gruppi cinofili, che sono quelli che devono intervenire immediatamente perché sotto le macerie si può trovare ancora qualcuno di vivo. E ieri mattina prestissimo alle 6 è stata aperta la sala operativa. Uno dei gruppi volontari più numerosi parte da Padova con un container che trasporta 6 tende ministeriali complete di brandine, illuminazione e riscaldamento con stufa ad olio, 3 tende pneumatiche. Da Mestre partono i vigili del fuoco, 30 uomini e 11 mezzi. Tra questi un bilico dell'unità crolli e un autocarro con attrezzature satellitari per la comunicazione. Una colonna parte da Belluno, 40 volontari della protezione civile, 27 vigili del fuoco e unità cinofile. Impiegati di banca, professori, operai, ma anche lavoratori a casa per la crisi economica, professionisti e piccoli imprenditori. Il mondo del volontariato è il più vario. Unico il sentimento che li anima, la voglia di essere utili. In tutto il Veneto sono oltre 13.000, qualche funzionario, ma tutti gli altri lavorano, eppure sono in grado di partire quando vengono allertati. Ecco, questa è la macchina della protezione civile che ha un cuore grande, che sta pulsando in queste ore, sta portando tanti nostri volontari a confrontarsi con uno scenario che troveranno che sarà assolutamente drammatico. Nutrito anche il contingente degli alpini. Da Vicenza ne partono 185, 60 i volontari della protezione civile che collaboreranno alla realizzazione di un campo accoglienza per 250 senza tetto. Dovremo essere in grado di dormire e di mangiare in autosufficienza. Poi come attrezzatura ci portiamo appresso dei picconi, dei badili, qualche motosega e quant'altro, insomma.